cantante dei Pixpid. Perfetto, i Pixpid non tutti conoscono. È un gruppo che compie 31 anni. Da solitario nella notte ma se lo incontri in gran paura, ma il suo volto ha la maschera tigre. Dai che men, tigre, dai che men, tigre, dai che men. Agrrr. Io sono di Sarollo, tanti mi conoscono, e proponiamo un miscuglio tra cartoni animati e metal. Abbiamo appena fatto un bellissimo disco che si chiama Pogo Animato. Ma con le bingo non ha piede, tutti sanno che è invincibile, lui sul ring è formidabile, nella lotta è temibile. Tigre, dai che men, tigre, dai che men. Dove cerchiamo di insegnare alle persone che si può pogare anche con i cartoni animati. Il soggetto fondamentale sono i cartoni animati della nostra infanzia, ritrasformati completamente in un bel metal cadenzato, cantato con una bellissima voce gutturale, bella fresca. Confermo. E vi può rallegrare le giornate pur ascoltando un genere che non avreste mai ascoltato. Grande la bontà, ma con le bingo non ha pietà. Senti, ma come nasce l'idea di questo gruppo? Composto da quanti elementi Allora, e soprattutto di che età oggi? Allora, avendo 31 anni di gruppo, immaginate che siamo giovanissimi. Il gruppo nasce nell'89, in 5 persone, 2 chitarre, basso, batteria, voce. Purtroppo quest'anno il chitarrista solista non si dice ci ha abbandonato, ma si è ritirato perché dopo 31 anni si è un po' stancato di tutto. Siamo tutti sui 50 anni e la voglia di suonare, di proporre la nostra musica non è mai scemata, anche se con il Covid devo dire che è sempre più dura. Infatti a febbraio abbiamo lanciato il nostro video dell'Uomo Tigre, che potete trovare su YouTube digitando Uomo Tigre Metal o Pixpid Metal, Uomo Tigre, quello che volete. E dopo una settimana c'è stato il lockdown, quindi tutte le proposte live sono saltate. Avremmo dovuto magari suonare a Lucca quest'anno, a Lucca Comics, ma ovviamente non c'è stata. Lucca Comics sono in streaming. Noi streaming non siamo un gruppo dedito a questo, a noi dovete vederci, dovete sentirci sulla pelle, non potete apprezzarci attraverso uno schermo e basta. Senti, facciamo i nomi dei tuoi compagni di avventura. Allora, io sono Fabiano, sono il cantante, poi c'è Diego alla chitarra, Kama alla batteria, Angelo al basso e Fausto che non c'è più con noi da qualche mese, suona la chitarra solista. È giusto nominarlo perché Certo. ha dato tantissimo al gruppo, tantissimissimo. Senti, ma oltre avete anche una pagina YouTube? Sì, basta cercare Pixpid su YouTube e c'è il nostro canale dove potete ascoltare tutte le canzoni che abbiamo fatto. Una pagina Facebook? La pagina Facebook è sempre Pixpid, Instagram è Pixpid 1989 se non sbaglio, perché anche io non sono molto avvezzo purtroppo. Comunque Pixpid, se cercate su Google saltano fuori di tutto, saltano fuori anche le foto di quando eravamo giovani, il che fa ridere. Senti, ma tanto questo insomma finirà tutto, si spera più presto Certo. possibile. Avete delle prospettive future per il gruppo? Sì, noi per il disco che è uscito da poco abbiamo avuto una cooperazione importante con un membro fondatore dei Cavalieri del Re. Tutti si riconoscono i Cavalieri del Re, sono i compositori e cantanti delle canzoni della nostra infanzia come le di Oscar, l'Uomo Tigre, Mach 5, e abbiamo fatto 2 duetti con Guiomar Serina dei Cavalieri del Re e adesso stiamo preparando, sempre con lei, la sigla di Devilman, l'Uomo Diavolo. Purtroppo non ci siamo ancora visti perché da marzo che
non ci si può vedere perché agosto poi è stato un casino anche agosto. Noi quasi di ogni grande la volta, ma con nemico non ha pietà in Certo. Quindi noi continuiamo cattivi, abbiamo preparato adesso Mazinga Z, che conoscete tutti, il Capitan Harlock, che conoscete tutti, e Devilman, che conoscete tutti. Insomma, allora lancia... I componenti, come Gig. Sì, sì, bravo. Allora ragazzi, se siamo intelligenti ne usciamo tutti. Quello che posso dirvi è blood and roll. Blood! Fantastico. E ora smascheriamo. E rifarmi il... Oh. Yeah! Grazie, caro. Piacere.